Eder. Mech. Pallister. Il 7 gennaio è stata sentita Mihaela Georgeta, la donna presso la cui abitazione, la sera del 13 dicembre 2021, Liliana Resinovic era stata ospite a cena unitamente al marito Visintin Sebastiano. La donna affermava che, quella sera, erano presenti anche altri due loro amici di nome Adriana ed Enzo nonché il proprio marito ed il proprio figlio. La serata era trascorsa in tranquillità, avevano mangiato e poi, verso le ore 22:30, si erano congedati e, dalle parole del Visintin, aveva percepito che, all'indomani, la coppia avesse un qualcosa da fare. Ricordava che l'atteggiamento dei due era normale, nel senso che li aveva visti come al solito. Unico particolare rilevato dalla donna è stato che il Visintin spesso stuzzicava, criticava ed era infastidito nei confronti dell'altra coppia ospite. Georgeta precisava di essere a conoscenza del fatto che Visintin avesse l'hobby di affilare coltelli, anche per conto di macellerie e pescherie di Trieste e che, alcune volte, in passato, le aveva regalato dei coltelli ben affilati. Particolare curioso accaduto quella sera è stato che, Visintin, ad un certo punto, aveva detto a Georgeta di seguirlo in cucina dove le chiedeva la restituzione di 2 coltelli che, a suo tempo, le aveva donato, in cambio di uno nuovo. Giorgina gli dava, quindi, la possibilità di scelta e l'uomo prendeva 2 coltelli di grandi dimensioni, li avvolgeva in un pezzettino di stoffa, ritornava verso il salotto, chiedendo a Liliana quale fosse la sua borsa per metterli all'interno. Quest'ultima andava all'ingresso dell'appartamento, prendeva la propria borsa e tornava in salotto. Visintin, poi, riponeva nella borsa della moglie i coltelli e Liliana riportava la borsa all'ingresso. Georgeta però non ricordava né la forma, né il colore della borsa, ma deduceva che doveva essere di grandi dimensioni in quanto ci entravano i 2 coltelli che erano lunghi non meno di 30 centimetri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.